Dalle immagini si vede proprio che il ragazzo entra e tocca una macchinetta, non so, probabilmente per prendere qualcosa, poi versa questo liquido e dopo qualche attimo si vede l'esplosione con lui dentro, quindi il ragazzo poi viene catapultato fuori da questa esplosione e chiaramente con un rischio molto grave anche per la sua salute. Per fortuna non è avvenuto questo, perché sarebbe stato molto più grave la cosa che avere un ragazzo, insomma, in situazioni più gravi. Grazie al minuzioso lavoro di indagine e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri di San Donà hanno denunciato per porto di esplosivi e incendio doloso il responsabile dell'esplosione avvenuta lo scorso 21 giugno nel negozio di distributori gestito da un titolare di nazionalità cinese. Quando è avvenuto il fatto, il ragazzo era ancora minorenne, solo da poco ha compiuto i 18 anni. Dopo averlo identificato, i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati ulteriori elementi utili a sostegno dell'ipotesi investigativa, tra i quali una tanica contenente liquido infiammabile e gli indumenti indossati il giorno dell'incendio. Sulla vicenda il sindaco evidenzia come l'amministrazione lavori per garantire la sicurezza in città. L'impegno è massimo, ricordo che abbiamo assunto 4 nuovi agenti di polizia portando l'organico da 24 a 29, abbiamo fatto importanti investimenti per quanto riguarda i mezzi, le armi, abbiamo dotato gli agenti di taser proprio la scorsa settimana dopo un lungo periodo di formazione e addestramento, a breve entrerà in funzione anche l'unità cinofila con il cane antidroga e ricordo che stiamo lavorando per allestire a Porta Nord il nuovo comando della polizia locale per poter accentrare in una zona che sarà sicuramente delicata con l'attivazione di entrambe le stazioni, autobus e treno, un presidio di polizia costante e garantire quindi il controllo di un'area che sarà molto importante per la nostra città e che merita quindi un'attenzione continua. Poi però c'è un altro fronte su cui agire. Questi ragazzi oggi hanno bisogno veramente di essere controllati e di dargli anche delle attività da fare. Per questo l'assessorato allo sport, l'assessorato alla cultura e anche l'assessorato ai servizi sociali stanno lavorando molto con le associazioni, con le parrocchie, con le associazioni sportive, proprio per cercare di coinvolgere questi ragazzi per dargli qualcosa da fare durante la giornata o per renderli operativi a fare qualcos'altro.